come ha detto anche lei, intanto grazie per l'invito e come ha detto lei io farò una breve presentazione perché poi ho già due colleghi del CREA che parlano oggi, quindi non c'è necessità, diciamo, di appesantire. Volevo solo riportare un'interessante sintesi che abbiamo fatto ultimamente all'interno del CREA. Abbiamo vagliato quanti progetti di ricerca e di supporto istituzionale abbiamo portato avanti negli ultimi recentissimi anni sul carbon farming. Siamo a più di 35 fra progetti e azioni di supporto al Ministero e alla Commissione europea. E lavoriamo sia sulle foreste che sulla zootecnia che sulla gestione dei terreni agricoli. E quindi da questo importante confronto interno al CREA abbiamo, diciamo, raccolto la sintesi, forse diciamo, ho raccolto in questa presentazione quelle più utili per i presenti oggi in sala. E sulle foreste si è già parlato abbastanza stamattina, quindi non mi soffermo. Volevo parlare un attimo della zootecnia, perché come ha presentato stamattina DG Clima, nel Carbon Farming Regulation Framework a livello europeo, innanzitutto il CREA partecipa alla stesura della bozza metodologica per il settore zootecnico, però invece a livello nazionale al momento la zootecnia non è inclusa e appunto, come diceva anche oggi DG Clima, a livello europeo è in fase di valutazione, quindi la metodologia ancora non è pronta. Però ecco, diciamo che a livello di ricerca invece ci siamo resi conto che innanzitutto esistono due macro categorie di azioni che le aziende zootecniche possono fare, quella di ridurre le emissioni o promuovere gli assorbimenti di carbonio, però mentre la riduzione delle emissioni è ormai, diciamo, le pratiche che si possono svolgere per questo sono ormai bene accette dalle aziende e sono entrate nella cultura aziendale, quelle di promuovere l'assorbimento sono più difficili da applicare per un'azienda, banalmente perché per aumentare gli assorbimenti di carbonio dobbiamo lavorare sempre sul suolo o diciamo sulla biomassa arborea, quindi è necessario che i seminativi con erbai molto produttivi vengano trasformati in prati pascoli oppure magari i terreni marginali dell'azienda passino a una gestione agroforestale. Quindi è un impegno aziendale molto importante. Mentre tutto ciò che è distribuzione degli affluenti al suolo oppure gestione dei pascoli permanenti, quindi dei prati permanenti, beh, questo sono delle categorie di pratiche agricole che rientrano nel settore agricolo, non in quello zootecnico. E volevamo portare un esempio francese che è stato citato questa mattina, il Label Bas Carbone, che ha un prezzo attuale di 35 euro a tonnellata di CO2. La dottoressa di Teramo, in realtà la professoressa, parlava di 33 euro a tonnellata, magari è un dato più aggiornato. Volevo solo presentare che questo può essere un interessante, diciamo, sistema che il CREA sta valutando anche di applicare in Italia, perché c'è una figura di aggregatore che è un intermediario fra la domanda e l'offerta, che innanzitutto appunto aggrega più aziende di piccole dimensioni e poi fa incontrare la domanda e l'offerta. Nel momento in cui un allevatore propone un progetto, già riceve una parte della stima del guadagno in percentuale, alla fine di coprire una parte dei costi aggiuntivi che il carbon farming richiede, la transizione verso il carbon farming richiede. E poi il monitoraggio del progetto è affidato alle associazioni di categoria. Quindi su un prezzo totale di 35 euro a tonnellata, 30 euro andranno all'allevatore, in parte subito, in parte durante lo svolgimento del progetto e i restanti 5 euro sono divisi fra appunto questi ruoli di supporto all'azienda agricola. Vado avanti, però non scorre. Aspetta. Ecco. Per quanto riguarda invece le aziende agricole, quindi la gestione dei suoli, parliamo in questo momento. Allora, stamattina DG Clima ha presentato già il regolamento europeo in merito e il CREA ha lavorato molto con DG Clima alla definizione delle metodologie. Abbiamo colleghi che sono nell'expert group europeo, abbiamo inviato documenti ufficiali, feedback, eccetera. E poi c'è la norma nazionale.
Stamattina per il registro forestale il collega Raul Romano ha presentato tutta l'evoluzione. Per la parte agricoltura invece il processo legislativo è più rallentato, quindi non possiamo ancora condividere contenuti definitivi. Però dai nostri progetti di ricerca è emerso che evidentemente in Italia per il settore agricolo il mercato stenta a decollare. La professoressa dell'Università di Teramo oggi parlava proprio di una bassa domanda. In effetti questo è un problema. Un altro problema è che i grandi enti certificatori, si parlava di Verra, in Italia fondamentalmente non accedono, nel senso che i progetti italiani non sono di grandi interessi per questi player internazionali, perché abbiamo aziende piccole e proprio con estensioni piccole a livello di ettari, e anche se aggreghiamo più aziende è difficile arrivare alle estensioni sui quali generalmente Verra lavora, parliamo di centinaia di migliaia di ettari. E da una nostra ricognizione, alla fine in Italia esistono 2 progetti di carbon farming nel settore strettamente agricolo, quindi gestione proprio del suolo agricolo, e alla fine sono sviluppati nell'ambito di progetti di ricerca e non sono mai arrivati a ottenere la certificazione, quindi non ci sono crediti ancora. Però un progetto del CREA che si chiama VT-Case sta proprio lavorando per arrivare alla certificazione in viticoltura dei carbon credit e ha iniziato a lavorare con Verra, però come diceva il professor Acutis, in realtà le metodologie di Verra sul suolo sono estremamente stringenti e quindi non siamo riusciti a finalizzare questa certificazione, siamo passati a un altro ente, cioè l'International Carbon Registry. Infine, i prezzi, come si è già detto stamattina, dei crediti di carbonio non sono alti, a livello internazionale sono proprio bassi, però a livello europeo o di transazione locale sono leggermente più interessanti, però di questo parlerà più avanti la collega Marongiu, a livello di costi per le aziende, quindi diciamo tutto ciò che è il lato sostenibilità economica. Volevo anche dire che, come è stato detto prima, anche la PAC si occupa, diciamo, di carbon farming, cioè diciamo, supporta pratiche di agricoltura che hanno impatto sul carbonio dei suoli e, come è stato detto, sembra che ci sia compatibilità fra questi 2 tipi di entrate per l'azienda. Interessante che come CREA abbiamo svolto un progetto che è andato proprio a vedere se le misure del quello che era il PSR, quindi diciamo le misure agroclimatiche e ambientali, sono effettivamente capaci di aumentare il carbonio nei suoli e unendo mappe, dati di AGEA, quindi implementazione delle pratiche a livello aziendale, dati sul clima e modellistica, siamo riusciti ad arrivare a delle stime positive. Quindi a livello siciliano, a livello parcellare, abbiamo fatto una stima su tutta la regione e i risultati sono interessanti. Infine, per quanto riguarda i sistemi di MRV, quindi di monitoraggio e di verifica degli effettivamente avvenuti o meno aumenti di stock di carbonio nei suoli agricoli, come è stato detto, questo è molto complesso perché le variazioni ad ettaro sono piccole, inoltre c'è altissima variabilità, come è stato proprio detto nella precedente presentazione, a livello spaziale nei suoli. Inoltre sarebbe necessario applicare le pratiche agronomiche per lunghi periodi per vedere degli effetti, diciamo, proprio evidenti. Inoltre c'è tutta la problematica di verificare che non siano associate aumenti di gas serra, in particolare il protossido di azoto, quindi non è una sfida banale. E su questo il CREA ha moltissimi progetti di ricerca e sia lavora col metodo più tradizionale, cioè che è measure and remeasure, quindi a livello di suoli e di gas serra noi andiamo a misurare più volte in campo queste grandezze, cioè il carbonio organico o il gas serra, oppure applichiamo measure and model, quindi si misura la baseline e poi si stimano gli andamenti nel tempo attraverso una modellistica. Però ovviamente i modelli hanno bisogno di dati di input di qualità e quindi qui entra un grandissimo altro tema di lavoro del CREA che è quello di individuare dei dati di input, soprattutto di qualità, soprattutto su scale ampie.
Quindi lavoriamo con dati satellitari e con mappe, ma la qualità del dato deve essere elevata per riuscire a rappresentare l'azienda, quindi è una grandissima sfida questa. Infine abbiamo lavorato sulla spettrometria Vis-Nir, che quindi sono dei sensori prossimali che possono essere utilizzati dalle aziende anche su affitto, quindi diciamo non importa neanche acquistare lo strumento, e danno informazioni di dettaglio su tutta la superficie dell'azienda in tempo reale e senza dover, diciamo, dover campionare il suolo per stimare i contenuti di carbonio. Una soluzione politica sulla quale si lavora anche al CREA è quella di usare delle baseline dette standardizzate, cioè invece di descrivere a livello aziendale lo storico delle pratiche oppure prendere dei campioni di suolo, utilizziamo dei dati già disponibili. Abbiamo delle mappe di suolo del contenuto di carbonio organico a livello nazionale che sono in fase di aggiornamento in questo momento grazie a finanziamenti del MASAF e del MASE. Certo, c'è un errore nel dato, è innegabile, però basta dichiararlo e prenderlo in considerazione. Oppure considerare una baseline normativa, cioè per esempio tutte le aziende che applicano la BCAA all'interno della PAC, quella è la baseline. Se tu vai oltre, allora io ti premio. Quindi anche chi è già virtuoso da anni può essere premiato. Ecco, ci sono tutti questi approcci diversi, tutti hanno vantaggi e svantaggi e stiamo lavorando a tutto tondo. Infine, sarebbe molto importante valorizzare i database di informazione, diciamo, cosiddetta amministrativa, quindi unire tutto ciò che è ricerca, scienza, dati, diciamo, tecnici, ai dati che descrivono le pratiche agricole, ad esempio il quaderno di campagna elettronico che dovrà essere attivo nel 2027 sul SIAN, o i dati RISA, quindi della, diciamo, informazione sulla sostenibilità agricola, ora non è più solo contabile. E come hai detto prima, i dati di Agea, quindi i dati a livello parcellare delle pratiche agricole portate avanti dalle aziende. Vi ringrazio per la vostra attenzione e buon lavoro.